Iniziamo i lavori del pomeriggio, chiamo subito i miei ospiti, Alberto Moravetti, Francesco Feliziani, Giorgio Murru e Francesco Sardara. Prego. Li presentiamo brevemente. Alberto Moravetti, presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Monteprama, non ha certo bisogno di presentazioni, ma ricordiamo che è ordinario di preistoria e protostoria dell'Università di Sassari, è stato molte pubblicazioni, molte campagne di scavo, ne ricordiamo alcune: Monte Baranta, Palmavera, Sant'Upedru e molti altri. Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, frontman del Ministero dell'Istruzione in Sardegna, possiamo dire, ma diciamo anche che è dirigente del Mara Badminton, società di badminton che ha avuto una partnership importante con la Fondazione Monteprama. Alla mia sinistra Francesco Sardara, amministratore delegato della Dinamo Sassari, Giorgio Murru, archeologo e direttore scientifico di Sardegna Mediterranea e direttore del Menhir Museum di Laconi. 27 mesi. La Fondazione Monteprama esiste da 27 mesi, nasce nel 2021. Parleremo un po' di quello che sono stati questi primi 2 anni. Dicevo, nasce nel 2021 per volontà dei 3 soci fondatori, MIC, Regione Sardegna e Comune di Cabras, con degli obiettivi statutari ben precisi: valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico del Sinis, promuovere e creare un piano di sviluppo che parta appunto dal patrimonio culturale del Sinis, e poi insomma tutta un'altra serie di prerogative statutarie, quali molto importante la didattica, ma ne parleremo. Non siamo qui per suonarcela e cantarcela, ma per raccontare un po' quali sono i primi 2 anni di vita, come sono stati questi primi 2 anni di vita della Fondazione, e poi per capire anche un po' cosa ci aspetta. Ricordiamo solo alcune cose fatte dalla Fondazione in questi 2 anni. Il grande progetto Monteprama, insieme al CRP della Regione, con diversi milioni di euro impiegati in opere pubbliche e progetti di valorizzazione dei siti archeologici, un importante progetto con l'assessorato regionale del turismo, 2 edizioni dei Festival dell'Archeologia e Letterario Isola dei Giganti, un festival cinematografico, la prima edizione quest'anno, l'Archeofilm Festival, in collaborazione con Giunti Editore, Archeologica 2022, la straordinaria mostra del Met col gigante Manneddu, appunto esposto a New York sino al 6 dicembre, le conferenze alla Columbia University su Tarros, la rivista MP distribuita in circa 20.000 copie, anzi 30.000 copie nei suoi primi 4 numeri, le campagne di comunicazione con Cagliari, Dinamo Sassari, che hanno visto la fondazione di recente agli Uffizi, che la vedranno a breve al Museo Egizio di Torino, a Roma, ad Aquileia, la settimana prossima a Varsavia, proprio insieme alla Dinamo. Ricordiamo che siamo già stati a Digione, a Malaga, a Salonicco, a Napoli, ma anche a Bergamo e Brescia, capitali della cultura 2022. Queste sono le cose che forse hanno avuto più visibilità. Ci sono poi però numerosi progetti con le scuole dell'Oristanese, oggi Sardegna Mediterranea. Inizierei proprio dal professor Moravetti, come abbiamo detto, presidente del Consiglio Scientifico, per chiederle quale può essere, come può migliorare, diciamo così, e qual è stata l'attività dal punto di vista scientifico della Fondazione, ma soprattutto le prospettive future di un ente come la Fondazione dal punto di vista appunto scientifico e quindi dell'archeologia. Intanto buonasera a tutti. Prima di rispondere a questa domanda così difficilissima vorrei ricordare che questo comitato scientifico, questo consiglio scientifico
ha perduto da poco un suo componente, il professor Carlo Lollier, che era un archeologo di grandissimo valore, e la Sardegna ha perduto veramente un pezzo molto importante, diciamo, nella storia dell'archeologia futura di questa regione. E mi piacerebbe che l'amministrazione comunale di Cabras intitolasse una sala del museo, una porzione del museo a Carlo Lollier. È stato uno studioso che ha lavorato molto, diciamo, anche in quel territorio, e sarebbe veramente una cosa molto molto bella. Io vorrei che il presidente della fondazione portasse questo, diciamo, mio messaggio al sindaco e agli amministratori. In quanto a cosa dovrebbe fare di più la fondazione, mi pare che mi avesse detto, per proporsi, diciamo, dopo le prospettive dal punto di vista scientifico, ecco, sì, dopo che sono state lette, diciamo, quella serie di attività che sono state svolte dalla fondazione in così pochi mesi, se vogliamo, evidentemente diventa anche problematico cercare di vedere cosa si può fare. Allora, io sono un professore universitario in pensione, un ex professore universitario, e quindi vorrei che ad esempio la fondazione promuovesse con delle borse di studio, con dei dottorati di ricerca, lo studio del proprio territorio, ad esempio, di questo territorio, di questo che io vorrei che fosse, come tra l'altro è stato nella visione, diciamo, della fondazione stessa, un parco archeologico ambientale, visto che ci sono gli stagni, visto che c'è, diciamo, un'area felicissima. Dal punto di vista archeologico poi cosa abbiamo noi? Abbiamo, diciamo, dalla preistoria, dal neolitico antico praticamente sino all'età alto medievale e medievale, cioè voglio dire veramente una ricchezza particolare. E quindi eccoci qua, dei giovani che possono formarsi, diciamo, all'interno della fondazione, con fondi della fondazione, per poter avere, diciamo, questa capacità e possibilità di interrogare ancora e conoscere meglio questo territorio, perché sono tanti problemi che sono irrisolti e che in qualche modo la ricerca dovrebbe cercare in un certo momento di rivelarli, di svelarli. Dopodiché dovrebbe avere un altro dei punti che ovviamente anche quello è un pochino più complicato magari, ecco, gli scavi di Monteprama. Vogliamo cercare di fare degli scavi a Monteprama insieme a quelli della soprintendenza. Monteprama dico che ancora è un mistero, cioè nel senso che bisognerebbe capire qual è il fatto storico, l'avvenimento che ha praticamente prodotto queste strane tombe e anche queste soprattutto singolarissime statue di giganti. Perché ancora questo noi, insomma, al di là dei manufatti, al di là delle statue, al di là dei frammenti, ancora non abbiamo la visione di quello che effettivamente ha determinato questo fatto, e quindi bisogna vedere. Io non so se gli scavi poi non sempre sono risolutivi, però in qualche modo bisognerebbe produrre e anche allontanarci un pochino da Monteprama. Cioè Monteprama da dove vengono? Cioè perché lì? Capito? Ci sono tante teorie, ci sono tante ipotesi, però nessuna di queste praticamente è univoca, cioè nel senso che non soddisfa pienamente. Una biblioteca, corsi di formazione cioè Monteprama deve essere un centro di produzione di cultura archeologica, diciamo, ad ampio spettro, non limitata soltanto, diciamo, alla nostra preistoria, che è così importante. Pensate che nel Sinis, lì a Cucrusarius, è trovata l'unica necropoli in tutta la Sardegna preistorica che abbia restituito rituali funerari precisi con una facilità di lettura che noi abbiamo migliaia di grotticelle artificiali, li abbiamo scavate, trovato tanto materiale, ma in nessuna è stata trovata come in quelle grotticelle di Cucrusarius, che datano praticamente all'incirca intorno
al 4.500, 4.000, cioè voglio dire, quindi voglio dire, c'è una ricchezza incredibile perché probabilmente è data anche dall'ambiente, dagli stagni, dalla linea di corsa e così via. Non dimentichiamo che c'è Tarros, poi fare in modo anche che promuovere, io penso che noi dobbiamo utilizzare i giovani, questa è la cosa importante, i giovani. Qui abbiamo appunto chi con i giovani praticamente ha contatti giornalieri, per così dire. Ecco, mandare i giovani a fare degli scavi fuori. Cioè, quest'anno mandiamo 10 giovani e li mandiamo a scavare in Spagna, li mandiamo a scavare in Grecia, li mandiamo a scavare da una parte. Promuovere anche e finanziare anche archeologi sardi che possano andare dove a un certo momento si sono trovati materiali sardi, ad esempio, capire di più. Perché infatti stamane sentivo questo è un discorso molto interessante proprio per quanto riguarda il Mediterraneo. No, è un discorso molto interessante per quanto riguarda il Mediterraneo, visto che parliamo di Sardegna Mediterraneo. Capito, cioè voglio dire, stamani sentivo appunto parlare di Grecia, quindi delle tombe di Micene, come mai sono sempre nei libri di storia i Micenei, noi i nuraghi invece non ci sono. Non dimentichiamo che i Micenei avevano una scrittura e la scrittura è un elemento fondante, perché tra l'altro anche quando i nostri navigatori andavano per mare o i nostri materiali andavano per mare, come andavano, intorno al 5000 prima di Cristo ci sono già i sigilli con la scritta sui vasi che contenevano appunto dei materiali che andavano un pochino per tutto quanto il Medio Oriente. Voglio dire, quindi, ecco, far conoscere, ecco, centro di produzione, la fondazione deve essere un cuore pulsante che può fare tutte queste cose e lo farà, perché insomma ho visto che la visione è quella, stamane si parlava di volare alto e sta volando alto. Grazie. Francesco Feliziani è qui, come abbiamo detto, nella sua doppia veste, ma abbiamo parlato della campagna di comunicazione congiunta della Fondazione Monteprama con Cagliari e Dinamo, quindi calcio e basket, due sport che vanno per la maggiore in Italia, però esistono anche altri sport. A tal proposito manderei, se la regia può mandare il video. It all started with the sudden discovery. A farmer working the land came across an unusual rock, carefully shaped and polished. He could hardly have known that at that precise moment in 1974, a new chapter in Sardinian history, this extraordinary island in the heart of the Mediterranean Sea, would take shape. We are the giants, symbol of an ancient land. We are warriors, symbol of our people. We are stone, symbol of our strength. We are the giants. We are Sardinia. With our hands, our bows, our arrows, our shields, we have fought without the fear of being defeated. We cherish the memory of our past, our roots, our identity. Yesterday giants, today still giants, with pride, endurance and courage. We face our opponents with no fear. We are warriors, still warriors, the giants of a modern Sardinia. Young, competitive, men and women, fearless-hearted male and female, athletes, hit after hit, point after point, victory after victory, fearless to the last drop of energy. We are the giants of sport. Spelled badminton, it is Red Sardinia. Forever, everywhere, we are the giants.
Eccoci qua, Francesco Feliziani ci racconta questo video, ci racconta soprattutto il progetto Mara Badminton e la partnership con la Fondazione Monteprama. Sì, allora io innanzitutto devo veramente ringraziare Fondazione Monteprama, perché quando abbiamo iniziato questo progetto, è un progetto sportivo scolastico. Voi avete visto nelle ultime immagini, c'erano le immagini del palazzetto dello sport di Mara Calagonis, che è dove la nostra squadra gioca, che qualche anno fa era un palazzetto dello sport in situazione di totale abbandono, quindi soldi pubblici messi e lasciati lì, era in situazione di assoluto degrado. E con questo progetto sportivo scolastico, grazie all'aiuto della Federazione Badminton, siamo riusciti a rimetterlo nel circuito, prima al servizio delle scuole e poi, poiché la comunicazione è un elemento importantissimo della nostra società, ci siamo resi conto che anche avere un'esperienza di alto livello avrebbe aiutato a diffondere questo sport nelle scuole, avrebbe aiutato a fare massa critica. Quindi abbiamo iniziato soltanto nel 2021 con la squadra in Serie A, acquistando i titoli di una squadra che aveva rinunciato, la Polizia di Stato. Già il primo anno siamo arrivati secondi di un soffio, quindi sfiorando la vittoria e lo scudetto. Quest'anno siamo arrivati di nuovo secondi, sfiorando ancora di più la vittoria, ma poi lì è venuta l'intuizione, perché secondo me è vero, io sono qui con il ruolo di direttore dell'ufficio scolastico regionale e anche con questo ruolo che ho nella società sportiva e anche con l'attività di promozione che facciamo di questo sport, ma di tutti gli altri sport a scuola, come promozione per cercare di insegnare ai nostri ragazzi ad avere delle abitudini sane. Però è vero pure che siamo in una società dove per raggiungere qualcosa bisogna inventare e bisogna fare sistema. Allora noi ci conoscevamo già da tempo con Anthony Muroni e stavamo lavorando insieme con le scuole proprio per la promozione di quello che la Fondazione Monteprama fa attraverso la sua attività nelle scuole. E io, sapendo e avendo visto, sono uno sportivo, Fondazione Monteprama sulle maglie del Cagliari, della Dinamo, ho avuto quest'idea, visto che dovevamo andare da lì a un mese a partecipare alla Coppa dei Campioni ad Oviedo in Spagna. Abbiamo fatto, diciamo, questo progettino insieme, abbiamo, come vedete, brandizzato le nostre divise. Questa è una special edition, l'abbiamo utilizzata soltanto per la competizione per la Coppa dei Campioni, abbiamo fatto delle pennine USB da regalare e da distribuire nel corso della manifestazione. Siamo andati lì. In 44 anni nessuna squadra italiana non solo aveva vinto quella competizione, ma non era nemmeno mai arrivata in finale. Noi siamo andati, questa è la squadra di Huelva che abbiamo battuto in finale. Huelva è la città di Carolina Marin, campionessa olimpica nel 2016, 3 volte campionessa del mondo. Se voi andate a vedere il sito Facebook, il profilo Instagram di quella squadra lì, è una squadra con un budget 10 volte superiore al nostro, con una tradizione immensa. Noi siamo andati lì, abbiamo vinto questa manifestazione e non avete idea dell'orgoglio di averlo fatto portando sul petto la scritta Fondazione Monteprama, sulla schiena nella tuta la foto di uno dei giganti. E vi assicuro che c'è stato un entusiasmo pazzesco da parte di tutti che ci chiedevano. Allo stesso tempo c'era la voglia di conoscere questa realtà che è la Sardegna, che molte volte in giro per il mondo viene conosciuta per la bellezza del suo mare, per il suo clima, ma non è conosciuta per l'importanza del suo patrimonio archeologico. Quindi, come vi dicevo, è bellissimo vincere, lo sport lo sa chi, lo sport lo fa anche a livello professionistico, l'emozione che dà una vittoria di un campionato, di una Champions, di una Coppa italiana, di una Coppa europea,
Vi assicuro che farlo in queste condizioni, con una squadra che 3 anni fa nemmeno esisteva, sapendo che dietro stai facendo tantissimo per garantire attività sportiva gratuita ai ragazzi, far conoscere uno sport pulito, uno sport con dei valori, uno sport educativo, come dice quella famosa pubblicità, alcune cose non hanno prezzo, per tutto il resto c'è la carta di credito. Grazie. Questa è una di quelle cose che non apprezzo. Grazie. Francesco Sardra, la Dinamo, di cui lei è amministratore delegato, Dinamo Basket Sassari, promuove da tempo, per la verità, il patrimonio archeologico sardo. Da 2 anni, diciamo, questa è la seconda stagione, però c'è una partnership, appunto, c'è una campagna di comunicazione congiunta con la Fondazione Monteprama, che forse ha fatto fare un ulteriore passo in avanti, o comunque un ulteriore passo verso la promozione, verso il legame sport, archeologia, promozione del territorio. Sì, tanto buonasera a tutti, è un piacere per una volta partecipare a questo evento in casa nostra. Solitamente con la Fondazione, con Anthony, con Giorgio, abbiamo girato tutta Europa e parte del mondo per portare il nome della Sardegna, di fondazione, in nazioni che in alcuni casi avevano difficoltà a posizionare la Sardegna sulla cartina geografica. Come diceva prima il collega, noi viviamo di sport, però lo sport non si fa solo dentro il campo. Noi rappresentiamo un'isola, da quasi un decennio utilizziamo i giganti di Monteprama sulla nostra maglietta. Vi lascio immaginare cosa è stato per noi vincere uno scudetto, vincere una Europe Cup, vincere una Coppa Italia, rappresentando la Sardegna. Per noi è stato veramente tanto soddisfacente, ma mai quanto quando abbiamo iniziato a girare per l'Europa o per il mondo, arrivare quest'anno a New York, andare alla Columbia University, andare al Metropolitan Museum e avere la possibilità di essere grande tra i grandi, e non per lo sport, ma per la cultura, per quanto la Sardegna ha da dimostrare nel mondo e che purtroppo troppe volte non viene mai preso in considerazione. Vi lascio immaginare all'inizio, sapete, girare con una squadra di basket, tutti dicono «Ah, che bello, di dove siete? Sardi? Ah, che bello, c'è il mare». Tutti si fermavano a dire «Ah, che bello, c'è il mare». Nessuno pensava alle grandissime eccellenze che abbiamo. E là ci è venuta un'idea. Se noi in prima battuta non portiamo in giro per il mondo le nostre eccellenze, come possiamo pretendere che una persona che magari è stata in Sardegna solo 3 giorni ad agosto le conosca? E da là con Anthony, ma soprattutto grazie a Anthony e alla Fondazione, abbiamo iniziato a portare in giro con la squadra un messaggio culturale che per molti sembrava quasi solo un semplice plus. In realtà è stata una grandissima possibilità, perché abbiamo avvicinato al mondo sportivo il mondo culturale, ma soprattutto il mondo culturale al mondo sportivo. Quante volte sentiamo parlare di campanilismo tra città? Pensate semplicemente, per quanto sia brutto da dire, anche solo tra Sassari e Cagliari. Io negli ultimi 10 anni abbiamo giocato ogni anno il torneo a Cagliari e noi ogni anno siamo usciti tra gli applausi. Noi siamo stati identificati come la squadra della regione, proprio come il Cagliari. E questo non perché siamo i più belli, perché siamo i più simpatici o perché siamo i più forti, ma perché siamo riusciti a trasmettere un messaggio, il messaggio di unità della Sardegna che va oltre lo sport. Riuscendo a far quello, siamo riusciti veramente a essere quello che veniva detto prima nel video, forti, resistenti, combattivi, e questi valori qua ci hanno aiutato a vincere, prima ancora che dentro il campo, fuori dal campo. Grazie. Giorgio Murru, abbiamo detto direttore scientifico di Sardegna Mediterranea. Ti chiedo, Giorgio, innanzitutto il senso di un momento come questo e il senso soprattutto di una manifestazione come questa con la Sardegna che guarda al Mediterraneo, e anche però riferito al panel in cui siamo adesso, cioè alla promozione del patrimonio archeologico anche attraverso dei canali inusuali, quali quello dello sport, per esempio. Tu hai preso parte spesso, ricordiamo come si svolge la campagna di comunicazione congiunta. Solitamente
in 6 trasferte della Dinamo e 6 trasferte del Cagliari in 6 città importanti in Europa e in Italia, solitamente si svolgono o delle mostre fotografiche, anzi delle mostre fotografiche accompagnate solitamente da delle conferenze scientifiche a cui spesso prende parte appunto Giorgio Murru come archeologo e come direttore del Menhir Museum di Laconi, perché si parla di archeologia sarda, non solo di Sinis e di Monteprama. Sì, dici bene. Rispondo prima a quest'ultima, anche perché è quella che da un punto di vista emotivo mi ha dato certamente di più. Stare a contatto con loro, con gli atleti, capire anche quelle che sono delle dinamiche personali, delle sofferenze di chi magari è infortunato e non può giocare, dividere un pasto con loro in queste grandi città, e provare invece a raccontare quella che è la storia della tua terra, del tuo popolo, provare a mettere in condizioni anche loro di capire che essere protagonisti significa anche conoscere tutta una serie di altre cose, cioè non soltanto quel campo, ma anche il fatto che tu ti stai portando dietro tutta questa storia. E devo dire che questo mi ha arricchito tantissimo. Mi ha insegnato anche a utilizzare un linguaggio sempre più semplice, sempre più aderente e comprensibile nei limiti del possibile, per quanto l'archeologia abbia dei suoi schemi, anche un suo linguaggio abbastanza codificato, non sempre, diciamo, di massa. E allo stesso tempo ho utilizzato questa esperienza come fosse una forma laboratoriale, cioè perché sapevo che poi questo patrimonio avrei dovuto trasmetterlo ad altri, cioè a chi oggi si occupa o vuole occuparsi di comunicazione in campo archeologico. Cioè noi ci diciamo tante volte, abbiamo un patrimonio immenso e come anche sentito stamattina, però alla fine noi stessi sardi non sempre siamo coloro che detengono e governano queste conoscenze, anzi spesso ne siamo tagliati fuori o la massa ne è tagliata fuori. È chiaro che l'evoluzione e questo processo mi ha dato la possibilità di capire che probabilmente è arrivato un altro momento importante, che è quello della creazione di una scuola di comunicazione in campo archeologico, così come col mio amico Nicola Castangia sottolineiamo il fatto che c'è bisogno di una scuola di fotografi dell'archeologia. E sono passaggi che vanno messi in fila uno dietro l'altro. E a questo punto è anche più facile, forse anche per voi, capire come nasce Sardegna Mediterranea. Sardegna Mediterranea nasce perché c'è bisogno di dar voce alla Sardegna, c'è bisogno di dar voce soprattutto ai sardi, sono loro gli artefici di questo straordinario patrimonio, sono loro che noi dobbiamo riconoscere, ma per fare questo ci vogliono una serie di passaggi che sono fondamentali. Far conoscere la Sardegna fuori dall'isola è un artifizio complicato. È complicato perché i primi, stamattina per esempio, hanno notato una serie di passaggi, tantissime volte si è citata la parola consapevolezza. E allora di conseguenza creare consapevolezza significa mettersi al centro di un'idea e proporla, cioè significa conoscere e far conoscere. Sardegna Mediterranea invece propone un modello diverso, si confronta con altre realtà, vedi per esempio la Fondazione Leonardo, si confronta con realtà che sono da questo punto di vista più forti della nostra Sardegna, come la regione Sicilia, ascolta quelli che sono i messaggi che per esempio vengono dalla CEI, così come faremo sabato con la Carta di Firenze, e ci mette in condizioni di recepire, cioè di ascoltare. C'è una posizione assolutamente in questo caso privilegiata, perché in realtà è da questo ascolto che poi devono nascere tutta una serie di altri messaggi di cui dobbiamo essere in grado di far propri, e niente più che la Fondazione può fare questo. Cioè oggi
la fondazione è uno strumento eccezionale, cioè consente effettivamente di cominciare a pensare al fatto che domani questi processi debbano essere organizzati e determinati dalla stessa fondazione. Non è un caso che la fondazione è stata, diciamo, costituita e fondata da un Ministero della Cultura, da una regione sarda, da un comune, perché chiaramente ricade tutto il discorso Monteprama su Cabras, per cui da un lato la responsabilità, dall'altra però sì, la forza, il dinamismo, l'entusiasmo anche di cogliere quello che è un senso concreto di Fondazione Monteprama non solo in Sardegna, cioè il testimonial di questa narrazione, coloro che determinano, lo strumento che oggi determina tutto questo know-how da un lato e dall'altra questa possibilità è sicuramente la Fondazione Monteprama. Grazie Giorgio, facciamo un altro brevissimo giro di domande, vi chiedo magari risposte un po' brevi per poi lasciare lo spazio all'altro panel. Professor Moravetti, lei è stato protagonista di tanti scavi importanti, pensiamo all'Uraghe Palmavera straordinario, quanto è importante il racconto del vostro lavoro sul campo? Il racconto magari in chiave anche moderna, non solo sia scientifica ma anche moderna, diciamo, nei moderni mezzi di comunicazione. Allora, vabbè, il lavoro sul campo, sì, ovviamente ha una grande soddisfazione e adesso tra l'altro si fanno i lavori sul campo con la partecipazione, diciamo, anche del pubblico che può visitare, diciamo, gli scavi in alcuni giorni e in alcuni momenti. E quello, poi c'è il problema appunto della pubblicazione dei dati scientifici che appunto non sempre sono tempestivi, anzi lo sono poco per una serie di motivi. Cioè, siamo anche il primo, la pigrizia dello scavatore, diciamo, ma soprattutto perché sono problemi anche, diciamo, di carattere burocratico. Adesso voi pensate, un esempio, dovrei chiudere un lavoro, vedere dei materiali che ho scavato tanti e tanti anni fa e non è possibile vederli perché sono sistemati in un posto dove non è possibile entrare perché, per dire, ecco, e quindi già quello si blocca subito. Cioè. E dopodiché c'è il problema della comunicazione. Il problema della comunicazione è molto importante e noi siamo un pochino noi archeologi, forse non sappiamo comunicare bene. Cioè noi pubblichiamo magari testi scientifici, però siamo poco capaci di pubblicare, diciamo, in modo che siano questi testi scientifici, diciamo, si possano trasformare in testi più leggibili per un vasto pubblico. Questo è un difetto che noi effettivamente abbiamo, è una cosa che noi cioè ci proviamo, però è una cosa importante poter comunicare. Io vedo che ad esempio la Fondazione adesso con quei quaderni che sta pubblicando, che sono, diciamo, molto attraenti, non solo per le immagini che sono molto belle, quelle di Castangia, ma anche per i testi che sono scorrevoli e che a un certo momento possono appassionare. Dopodiché si potrebbe mettere qualche cosa in più, diciamo, dal punto di vista scientifico, qualcosetta, però quelli possono andare. Io ad esempio vedrei quei testi non in quel formato, ma ovviamente non quel tipo di carta, ma molto più leggeri, nelle compagnie aeree ad esempio, questi qui insieme ad altro, e quello sarebbe una comunicazione incredibile, capite? Che sono testi fatti molto bene. Sono eleganti, però ovviamente così non possono andare ovviamente sugli aerei, per dire. Ecco, questo è un problema che noi abbiamo un po' tutti, insomma, sostanzialmente, cioè, questo è vero. Beh, magari lavorando insieme appunto si riesce a risolvere questo problema, che poi non è un problema. Io dico sempre che poi i nostri testi dovrebbero darli a scrivere ad un altro, cioè
possibilmente un giornalista che ha abilità, diciamo, di scrittura, così, insomma, voglio dire, adesso non gettiamoci la croce addosso, per carità, insomma, d'altra parte. Insomma, Grazie. A Francesco Feliziani invece voglio chiedere quanto è importante avvicinare studenti, insegnanti e mondo della scuola al patrimonio archeologico, alla scienza, insomma, al nostro patrimonio archeologico e culturale della Sardegna soprattutto. Io credo che sia fondamentale ed è un qualcosa che in tutte le scuole ovviamente si cerca di fare. Noi, come è stato visto prima, come ufficio scolastico regionale abbiamo ovviamente un potere di indirizzo e un potere di coordinamento, quindi ad esempio non è soltanto la collaborazione con la Fondazione Monteprama che abbiamo raccontato prima, noi abbiamo collaborato e stiamo collaborando con l'Associazione Sardegna verso l'UNESCO, abbiamo fatto delle iniziative con gli studenti, centinaia e centinaia di studenti a Sassari ed anche a Cagliari, e insieme abbiamo promosso il master sulla civiltà nuragica, in cui decine e decine di studenti hanno fatto un percorso con specialisti del settore, archeologi, storici, quindi facciamo tante iniziative. È chiaro che, vedete, anche quello che abbiamo detto prima, avvicinare all'archeologia i ragazzi attraverso dei canali, un modo, qualcosa che loro fanno, tipo lo sport. Capite quanto è importante che il Cagliari Calcio o anche la nostra piccola realtà, invece di avere la pizzeria da Benny sulla maglia, abbia Fondazione Monteprama, quindi qualcosa, un brand che promuove la nostra identità, la nostra cultura e la nostra storia. Quindi io credo che sia importantissimo, e noi come ufficio scolastico regionale della Sardegna lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo sempre con maggior forza. Grazie. A Francesco Sardara chiedo di commentare un'immagine che tutti abbiamo visto. Torno un attimo su New York, perché voi siete stati uno dei partner principali della Fondazione in questo progetto, grande progetto appunto che ha visto insieme al CRP portare il gigante Manneddu, niente meno che al Met, insomma uno dei più importanti musei del mondo. Il direttore dell'area, il curatore dell'area greco-romana del Met, Sir Hemingway, nipote di Hemingway, la prima cosa che ha fatto è indossare la maglia della Dinamo. Che effetto le ha fatto questo? Beh, è una grandissima soddisfazione. Comunque il basket negli Stati Uniti ha un livello gigantesco, diciamo, gigantesco ci rende ancora meglio rispetto a quello italiano. Loro sono abituati all'NBA dove tutto funziona, le strutture sono perfette, le squadre sono perfette. Arrivare là, arrivare in uno dei musei più importanti del mondo, con un qualcosa di tuo, che per me era la squadra, che rappresenta invece la squadra ed era il gigante, è quanto di più emozionante una persona possa provare. In quel contesto là è ancora più soddisfacente, perché quella foto, per gli occhi di una persona che lo vede dall'esterno, è un piccolo punto, è l'inizio di un percorso. Per noi che ci lavoriamo da anni è il contrario, è la fine di un percorso, perché vuol dire che il nostro voler utilizzare la squadra come veicolo della cultura nel mondo, della Sardegna nel mondo, ha funzionato. Grazie. Giorgio Murru, la Fondazione Monteprama in questi 2 anni, ma guardo soprattutto al futuro, può avere, te lo chiedo anche come direttore di un museo molto importante come quello di Laconi, può avere un ruolo quasi di traino, forse di punto di riferimento per il settore dell'archeologia sarda? Può rappresentare un punto di riferimento? Può riuscire ad aggregare per promuovere, per tutelare e valorizzare meglio il nostro immenso patrimonio archeologico? Ne sono convintissimo. Oggi se c'è un'istituzione che può assurgere a questo ruolo, questa è sicuramente la Fondazione Monteprama. La Fondazione Monteprama gode di una serie di collaborazioni anche a livello istituzionale, l'abbiamo visto stamattina, che è assolutamente straordinaria.
non solo, ma questo riconoscimento viene dal fatto che anche il mondo che ci sta intorno, cioè il mondo dei sardi, di coloro che individuano nei giganti i testimonial, diciamo, della storia di un popolo, così come lo stanno raccontando i nostri amici, no? Della Dinamo, il nostro dirigente scolastico, i nostri amici del Cagliari Calcio, cioè sono i sardi che stanno riconoscendo il ruolo della Fondazione Monteprama. Io credo che sia proprio qui la forza di questa idea. Certo, la Fondazione Monteprama deve avere la forza di proporsi come elemento catalizzatore e promotore di un nuovo modo di gestire i beni culturali, dalla fase di studio, dalle fasi di ricerca, a quelle chiaramente di tutela insieme logicamente agli istituti preposti, agli enti preposti come quelli del Ministero, ma soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione deve creare un modello, deve avere un modello che deve essere assolutamente forte e soprattutto di riferimento per tutto il nostro mondo regionale dei beni culturali. Anzi, io penso proprio, auspico che anche in tempi abbastanza brevi questo possa concretizzarsi, perché di fatto oggi il problema della gestione dei beni culturali in Sardegna è anche un problema di un'assenza di modelli e quindi di conseguenza prenderne uno, farlo funzionare. Tu hai esordito dicendo 27 mesi fa nasce una fondazione. Io ti dico 18 mesi fa eravamo a Cabras, il 4 e il 5 di marzo dello scorso anno, quando sono stati messi a punto i programmi operativi e di comunicazione della fondazione stessa. Stiamo parlando di 18 mesi. In 18 mesi siamo riusciti a portare qui tutto quello che oggi noi stiamo vivendo. Sì. Ti interrompo un secondo per dire, mi piace molto questa cosa del convegno del marzo 2022, perché sono stati messi insieme a ragionare su una stessa sala circa 50 società di gestione di vari siti archeologici di tutta la Sardegna che hanno, insomma, forse per la prima volta si sono trovati a ragionare su come valorizzare e tutelare e discutere un po', insomma, del patrimonio archeologico sardo. È la conferma del ruolo che il territorio e la base sta dando alla Fondazione. Quello è stato un primo momento. La Fondazione agli occhi, diciamo, di tutte queste espressioni culturali che vedono nella Fondazione stessa un elemento e un punto di riferimento. Soltanto questa valutazione potrebbe essere sufficiente anche per riempirci di orgoglio, perché fondamentalmente di questo si tratta, cioè poter aver realizzato in così breve tempo un modello che diventa anche riferimento per gli altri. Io credo che debba essere assolutamente qualcosa di straordinario. Voglio chiudere ricordando una cosa però, che ci tengo tantissimo. Con il dottor Feliziani, in accordo con il nostro presidente della Fondazione Muroni, noi porteremo qui in questi 3 giorni 7 istituti scolastici. Porteremo qui centinaia di ragazzi. Abbiamo fatto delle attività laboratoriali stamattina e si comincia già a scriverne. Per cui io credo che siano queste le azioni che dobbiamo assolutamente potenziare per fare in modo che quel ruolo di leader, di riferimento che la Fondazione vuole avere per quanto riguarda il processo nella sua complessità della gestione dei beni e del patrimonio culturale, siano fondamentalmente queste le basi, cioè da qui dobbiamo partire e ci deve, dare la forza per poter procedere in questa strada. Grazie Giorgio, io ringrazio i miei ospiti, Francesco Sardara, amministratore delegato della Dinamo Sassari, in bocca al lupo per la stagione che sta iniziando, Giorgio Murru, direttore scientifico di Sardegna Mediterranea e appunto direttore del Menhir Museum di Laconi, Francesco Feliziani, grazie al professor Moravetti, ringrazio ancora
per questa importante iniziativa alla Fondazione Monteprama e alla Fondazione Leonardo. Il prossimo appuntamento immediatamente dopo di noi, con un interessante confronto tra Vincenzo Pisani, coordinatore progetti di ricerca della Fondazione Leonardo, e Vito Lacerenza, capo reparto sommergibili dello Stato Maggiore della Marina, su politica, strategia e interessi nel mondo subacqueo. Grazie e buon proseguimento. Buonasera e benvenuti a questo nuovo panel che si chiama Geopolitica, strategie e interessi nel mondo subacqueo, in cui con l'ammiraglio Vito Lacerenza, che invito a salire sul palco, parleremo del rapporto pubblicato insieme alla Marina Militare dedicato appunto alla dimensione subacquea. Vito Lacerenza, capo del reparto sommergibili dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, non è un caso se oggi ci troviamo qui a parlare proprio della dimensione subacquea, e la nostra presenza oggi è parte di un percorso che è iniziato ormai da più di un anno con la Marina Militare, in collaborazione con la Marina Militare, in quanto la Fondazione, innanzitutto mi scuso, volevo ringraziare la Fondazione Monteprama per darci la possibilità oggi di avere questo spazio di dialogo e di riflessione sul dominio subacqueo. E noi siamo qui oggi a parlarne in quanto circa un anno fa appunto ci fu questo momento di confronto con la Marina Militare e ci rendemmo conto che nell'opinione pubblica nazionale e anche forse a livello proprio dei decision maker del Paese la percezione dell'importanza strategica del dominio subacqueo forse non era abbastanza alta e come meritava, e per colmare questa lacuna, questo gap di percezione, era forse importante che esistesse un approccio multidisciplinare e globale alla materia. Da qui l'idea di affrontare la tematica dal punto di vista geopolitico, giuridico, economico, ambientale e tecnologico. Ovviamente qual è quell'istituzione se non la Marina Militare che ha la piena consapevolezza ed esperienza in questo dominio, e da qui è iniziato il percorso che ci ha portato innanzitutto anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l'Università di Roma, gli Studi di Roma, la Sapienza, ci ha portato alla realizzazione del primo rapporto globale mai pubblicato in Italia proprio sulla materia del dominio subacqueo. E lo scopriremo adesso parlando con l'ammiraglio, con Vito Lacerenza,
parlare di subacqueo significa proiettarsi in una dimensione che è tanto strategica, importante, quanto fragile e poco conosciuta. Di fatto soltanto il 20% dei fondali marini sono mappati e di questo 20% soltanto un 2% è basato su una cartografia accurata. Ovviamente ci sono dei grandi progetti e delle grandi missioni che continuano a mappare, come scopriremo adesso parlando con l'ammiraglio. Tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare, ma oltre al tema diciamo di questo gap di conoscenza, è importante capire quanto sia importante preservare questa risorsa fondamentale, che è sia una riserva alimentare, una delle più importanti per il nostro pianeta, nonché un regolatore del clima del pianeta. Allo stesso tempo è un bacino straordinario di risorse minerarie. Penso che tutti noi ormai leggiamo ormai da tempo quanto siano fondamentali le terre rare. Ecco, le terre rare sono presenti sui fondali marini, ma sono presenti in generale dei minerali che sono fondamentali per la transizione energetica. Altro tema, la transizione energetica, importantissimo, che si ricollega a un altro dei motivi per cui è strategico il dominio subacqueo, ovvero la rete di infrastrutture. Abbiamo una rete di infrastrutture che corre lungo i fondali dei nostri mari, dei nostri oceani, che tiene in vita e alimenta il fabbisogno energetico mondiale con oleodotti, gasdotti ed elettrodotti. Penso che tutti ci ricordiamo dell'episodio del Nord Stream, e questo ci fa capire quanto è importante, e quindi torniamo ancora una volta al ruolo della Marina Militare, salvaguardare, proteggere e garantire la sicurezza di queste infrastrutture. C'è poi un altro tema che riguarda sempre le infrastrutture che si sviluppano lungo i fondali dei nostri mari e dei nostri oceani, che dobbiamo pensarci tutte le volte che usiamo un cellulare, tutte le volte che usiamo i nostri social network. Non potremo farlo se non avessimo una estesissima rete di circa 1,2 milioni di chilometri e circa 430 cavi, poi dopo probabilmente mi correggerà l'ammiraglio sul numero esatto, di fibra ottica che corrono lungo gli oceani, e il 99% del traffico dati mondiale passa proprio lì. Dunque tutto questo è dominio subacqueo. Ecco perché abbiamo voluto con la Marina Militare avviare questo percorso, che non solo ha portato alla pubblicazione del rapporto di cui parleremo, ma è un lavoro che sta andando avanti. Adesso stiamo lavorando proprio insieme all'ammiraglio e agli altri colleghi della Marina Militare in collaborazione con i maggiori atenei italiani. Sono arrivati ad essere circa 50, forse anche qualcuno di più, che ha aderito a questo progetto che si chiama Università per il Subacqueo, che mette insieme tutti gli atenei nazionali che hanno un'offerta formativa in ambito subacqueo, che sia un'offerta formativa in ambito giuridico, in ambito economico, tecnologico, archeologico. E dunque di tutto questo avrei il piacere di parlare con l'ammiraglio. Aggiungo soltanto un'altra informazione che forse è importante appunto collocare oggi qui, questo dialogo. La Sardegna è molto importante dal punto di vista del mondo subacqueo, perché ha avuto anche un ruolo storico. È al centro del Mediterraneo geograficamente ed è stata al centro dello sviluppo proprio dei primi tentativi di costruzione di una rete di telegrafi che poi sarebbero diventati le reti delle telecomunicazioni globali attuali. Continua ad essere strategica, quindi era veramente importante scegliere questo luogo e questo momento per parlare di subacqueo. Ma ora mi taccio e passerei la parola all'ammiraglio, partendo però ponendogli subito una domanda che credo che sia necessaria, visto proprio le notizie che purtroppo ci arrivano in questi giorni, in queste ore dal Medio Oriente. E nello specifico quello che vediamo che sta accadendo appunto in Israele ci riporta da una parte indietro quasi di 50 anni, quando durante la guerra del Kippur abbiamo visto un attacco improvviso
anche in questi giorni abbiamo visto un attacco improvviso, eppure in 50 anni sono cambiate molte cose. Oggi sentiamo parlare dell'uso di droni, sentiamo parlare dell'uso della digitalizzazione anche sul campo di battaglia. Contemporaneamente la digitalizzazione significa anche usare le reti social network per una guerra di informazione. Quindi sono cambiate molte cose, c'è una cosa che non è cambiata, l'urgenza della sicurezza, una sicurezza che passa proprio per il ruolo del mare e della marina militare. Ecco, io vorrei partire proprio da qui, perché la sicurezza è stato uno dei primi temi che abbiamo voluto affrontare parlando e realizzando il nostro rapporto. Intanto mi unisco ai tuoi ringraziamenti verso l'organizzazione di Sardegna Mediterranea e la Fondazione Monteprama e Fondazione Leonardo per avermi invitato. È un'opportunità e un onore per me rappresentare la Marina in questo consesso. Tornando alla tua osservazione, alla tua domanda, non posso che condividere assolutamente il fatto che il mare rimane centrale, lo è ancora di più in un contesto di tensioni, di crisi e di conflitti come quello attuale. Questo è inevitabile perché il nostro pianeta, il 70% della superficie del nostro pianeta è ricoperto dagli oceani. La maggior parte della popolazione mondiale vive in prossimità delle coste. Il 90% del traffico merci mondiale avviene via mare. Il mare è fondamentale per gli approvvigionamenti energetici, ne hai parlato. Pensiamo ad esempio all'area di approvvigionamento energetico dell'Italia, che va dal Golfo di Guinea in Oceano Atlantico sino al Golfo Persico, passando per l'Africa e sino a toccare a sud le acque antistanti il Mozambico, che poi è proprio quell'area che viene identificata con il Mediterraneo allargato, che non è un'area fissa, geografica, permanente, delimitata, ma è un concetto, cioè uno spazio che coincide con quella che è l'area su cui insistono gli interessi nazionali vitali per lo sviluppo economico e la sicurezza del nostro Paese. E alla Marina Militare spetta proprio il compito di garantire la sicurezza dei nostri interessi sul mare, e lo fa quotidianamente 24 ore su 24 con navi, sottomarini, con l'aviazione navale, con le forze speciali, il personale della Brigata Marina San Marco. In questo momento sono impegnati in operazione circa 35 unità tra navi e sottomarini per circa 3.000 uomini tra equipaggi e personale delle forze speciali. Quindi un impegno importante sia in operazioni nazionali, per esempio Mediterraneo Sicuro, che è un'operazione che ha come obiettivo la sorveglianza degli spazi mediterranei, soprattutto di quello centrale e di quello orientale, ma anche in missioni sotto egida NATO e Unione Europea, che sono le alleanze di cui fa parte il nostro Paese. Cito ad esempio l'operazione Irini nel Mediterraneo o la Sea Guardian della NATO, l'Irini è Unione Europea, oppure l'operazione Atalanta antipirateria in Oceano Indiano, così come l'operazione Gabinia in Golfo di Guinea, che è sempre un'operazione antipirateria, o l'operazione Agenor nello stretto di Hormuz. Quindi questo per dare un'idea di quanto sia costante l'impegno a protezione dei nostri interessi. Ma quando guardiamo il mare non dobbiamo limitarci alla superficie, lo dobbiamo vedere nella sua tridimensionalità, quindi dobbiamo considerare quell'enorme volume di acqua sottostante e i suoi fondali che, come hai detto, sono largamente inesplorati, ma che sono divenuti un nuovo teatro della competizione internazionale. E il motivo lo hai già detto tu, sono le risorse, le potenziali risorse che sono presenti, quindi in termini di riserve alimentari, di biodiversità, di materie prime, ma anche perché sui fondali marini si snoda un'importante infrastruttura che è fondamentale per lo sviluppo delle moderne economie e società, perché assicurano intanto l'approvvigionamento energetico, quindi parliamo di gasdotti e oleodotti, e poi le comunicazioni dati. Come tu hai sottolineato, il 99% dei dati che noi utilizziamo ogni giorno per la nostra vita quotidiana e che assicurano il funzionamento di tutti i servizi dell'economia, dei trasporti, la sanità, la sicurezza, viaggia su cavi sottomarini, contrariamente a quello che si possa credere. E questa struttura è vitale per le nostre società come lo può essere un sistema vascolare per il corpo umano. Io ho preparato qualche slide, sono delle foto che possono aiutarci
a inquadrare meglio probabilmente la situazione. Questa è una cartina dell'Istituto Idrografico della Marina Militare che riporta tutte quelle infrastrutture subacquee di cui facevo cenno nel Mediterraneo, perché se è vero che il 99% dei dati corrono a livello globale, circa un quarto di questo volume interessa il Mediterraneo. È un dato importante, ancora più significativo se pensiamo che il Mediterraneo costituisce appena l'1% della superficie acquea globale. Su questa cartina in rosso vedete i gasdotti che consentono all'Italia di approvvigionarsi di gas dall'Azerbaigian e dall'Africa, dalla Libia, e del gas algerino tramite la Tunisia. Sono circa 1000 chilometri di cavi. I cavi per le comunicazioni globalmente sono 1.400.000 chilometri. 1.400.000, quindi più di quello che avevo. E tutte queste infrastrutture sono esposte a potenziali rischi. Tu citavi le esplosioni del Nord Stream 1 e 2 del 2022, ma è notizia di 2 giorni fa l'esplosione di un gasdotto che collega la Finlandia con l'Estonia. Non sono ancora certe le cause, ma è verosimilmente imputabile ad un'azione deliberata e non ad un incidente. Ma indipendentemente se la causa sia stata accidentale o voluta, l'impatto è stato importante perché ha determinato un innalzamento del prezzo del gas, così come era avvenuto ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, ancorché non ci fosse gas all'interno, cioè ancorché non fossero pienamente operativi. Questo per dire quanto l'impatto in caso di danni su queste infrastrutture possa essere sia reale, perché l'interruzione di una fornitura di gas o di un cavo di comunicazione è importante, ma anche sul piano emotivo e sull'impatto che può avere sui mercati. Cosa fa la Marina? All'indomani proprio degli eventi di Nord Stream 1 e 2 ha attivato un'operazione che si chiama Fondali Sicuri, che aveva proprio l'obiettivo di sorvegliare le infrastrutture critiche subacquee, e lo fa attraverso una serie di capacità che la Marina esprime sott'acqua, quindi a cominciare dai sottomarini, che è la componente che ho l'onore di guidare, ma lo fa anche con i cacciamine, con le navi idroceanografiche, con gli operatori subacquei delle forze speciali, con le navi di superficie. Cioè lo scopo è quello di svolgere un'azione preventiva e di deterrenza nei confronti di potenziali minacce. L'Italia è coinvolta anche in iniziative nell'ambito della NATO e dell'Unione Europea. Proprio la NATO quest'anno ha istituito una cellula di coordinamento per le attività di protezione delle infrastrutture critiche subacquee, e anche in Unione Europea sono state avviate delle iniziative quali in ambito PESCO l'avvio e il finanziamento di un progetto mirato alla protezione di queste infrastrutture. Guarda, vedendo queste immagini mi viene subito in mente però un altro aspetto. Siamo partiti dalla sicurezza, però effettivamente la Marina Militare, andando giù, ha una percezione, una capacità di esperienza che può sicuramente giocare un ruolo fondamentale anche dal punto di vista della ricerca scientifica. Cioè immagino che con i vostri mezzi, le vostre capacità e competenze magari cooperate anche con enti e istituzioni italiane e internazionali. Assolutamente sì, cioè in un ambiente sfidante e complesso come quello subacqueo, ma poi in generale nel dominio marittimo in genere, e a fronte anche nel contesto delle attuali tensioni e crisi di cui hai parlato, è assolutamente necessario un approccio collaborativo che metta a sistema mondo militare e mondo civile, pubblico e privato. Sono numerose, l'elenco delle collaborazioni della Marina Militare è davvero lungo. Per citarne alcune, con enti visto che hai parlato di ricerca, c'è quella con il CNR, quella con l'Enea, con l'ISPRA, con il centro di ricerca interuniversitario per sistemi integrati per applicazioni marine, che è l'ISME, e sono tutte iniziative di collaborazione che hanno come obiettivo quello di ampliare la conoscenza di questo mondo che è ancora largamente inesplorato, quindi mappare le acque, i mari, monitorare lo stato dell'ambiente e soprattutto sviluppare progetti condivisi per l'innovazione tecnologica, e quindi per sviluppare quelle tecnologie che poi hanno applicazioni sia nel campo militare che nel campo civile. E proprio per dare impulso a questo processo di innovazione
la Marina Militare guida un'iniziativa che è quella dell'istituzione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, che mira a creare sinergie tra le eccellenze nazionali che sono espresse dal mondo dell'industria, da quello dell'università e dal mondo della ricerca. E poi ci sono diverse altre collaborazioni anche mirate a divulgare la conoscenza di questo ambiente, di quello che si fa, e tu ne hai citata una, quella appunto con la Fondazione Leonardo, che vede un importante coinvolgimento delle università con l'obiettivo appunto sia di far conoscere questo ambiente e l'importanza che ha per il nostro Paese, ma anche di coinvolgere i giovani in percorsi formativi dedicati. Anche su questo, ecco, c'è un'immagine dove si vedono alcune nostre navi. Per esempio, nell'ambito di queste collaborazioni la Marina non solo opera nei mari nazionali o del Mediterraneo, ma è coinvolta anche in missioni che vanno dall'Artide all'Antartide. Per esempio Nave Alliance, che vedete in alto sulla destra, ha partecipato ad una missione, che è una nave della Marina che si chiama iNorth, che si è conclusa ad agosto, è iniziata a maggio scorso. In basso a destra vedete dei delfini ripresi da un periscopio di un sottomarino, e noi abbiamo un'attività di collaborazione con l'ISPRA che tra i vari obiettivi si propone il monitoraggio dell'ambiente marino anche in termini di inquinamento acustico. E chi meglio di un sottomarino che può operare per lunghi periodi in varie aree dei nostri mari, può monitorare con i suoi sensori, con i suoi sonar, qual è lo stato di inquinamento che ha un impatto sulla fauna marina. E poi vedete, diciamo, un'attività sotto i ghiacci degli operatori dei subacquei, del raggruppamento incursori subacquei della Marina, e in basso a sinistra invece una nave idroceanografica. Ecco, guarda, proprio vedendo l'immagine del periscopio che inquadra i delfini, ma anche ascoltandoti e sentendo tutte le missioni in cui è impegnata la Marina Militare, io mi soffermerei proprio sul tema della tecnologia, che poi ci porta a quello del polo. Mi sembra di capire, perdonami, solo perché ho questa curiosità, innanzitutto vabbè, un'informazione che magari per noi profani, che appunto non operiamo nella dimensione subacquea, sappiamo soltanto che la tecnologia, le tecnologie ottiche usate dalle marine, quella italiana ma anche di altri paesi, hanno dato spunto ad Apple ad esempio per migliorare le capacità ottiche e fotografiche e videografiche degli smartphone. Allo stesso tempo la domanda che ti volevo chiedere più in generale è, sappiamo tutti che sott'acqua non è possibile comunicare allo stesso modo come facciamo appunto sopra la superficie del mare. Ecco, tutto questo mi porta a chiederti quali sono le tecnologie che si usano al momento e quali sono le nuove frontiere che la Marina Militare sta esplorando per migliorare ancora di più le capacità, le potenzialità. È fondamentale, la tecnologia si dice è un elemento abilitante, no? È un game changer, si dice. Cioè, è fondamentale perché il vantaggio tecnologico non solo permette di sviluppare capacità che consentono di esplorare in maniera più efficace questa dimensione, ma anche di avere quel vantaggio operativo su quelle che possono essere le potenziali minacce. Sott'acqua l'ambiente subacqueo è un ambiente complesso. Immaginate, cioè pensate alle pressioni altissime che sono in gioco, alle correnti che ci sono, al fatto che sott'acqua è buio, che la luce o comunque le onde dello spettro elettromagnetico si propagano solo per pochi metri, quindi alle difficoltà di dover comunicare con i tradizionali sistemi di comunicazione a cui siamo abituati fuori dalla superficie. Questo fa sì che debbano essere sviluppate delle tecnologie dedicate, e un mezzo che va sott'acqua è un mezzo particolarmente complesso che inevitabilmente integra una pluralità di tecnologie che vanno da quelle necessarie per i sistemi di propulsione e per la generazione e la produzione di energia. L'energia è fondamentale per alimentare il motore di propulsione del sottomarino, ma anche per alimentare tutti i servizi di bordo e per la vita a bordo dello stesso equipaggio, a quelle che riguardano i sistemi di comunicazione che hai citato o la sensoristica. Cioè, sott'acqua il sottomarino ha come unico senso l'udito,
e questo gli viene garantito dal sonar, che è un insieme di sensori distribuiti lungo lo scafo, e in determinate condizioni può utilizzare un altro senso, che è la vista, e questo lo fa con il periscopio. Quando si trova a pochi metri sotto la superficie, tira fuori il periscopio, che non è altro che un tubo d'acciaio che tramite un gioco di lenti e di specchi trasmette all'osservatore l'immagine di quello che avviene fuori. È una tecnologia che oggigiorno viene utilizzata nei più recenti smartphone, tu l'hai citato, perché per raggiungere l'obiettivo di ingrandire lo zoom analogico ed evitare di aumentare lo spessore dei telefonini, viene utilizzato la lente periscopica, cioè si utilizza la lunghezza del telefonino, quindi con un gioco di riflessi sostanzialmente, per cui questo non va a modificare le dimensioni degli smartphone a cui siamo abituati. Diciamo, anche in questo senso, anche in questo campo però ci sono delle innovazioni. Parlavi di quali sono gli sviluppi futuri. Teniamo presente che i nostri sottomarini di ultima generazione, oltre al periscopio tradizionale, quindi con ottico o le lenti, abbiamo anche periscopi optronici, dove non c'è il tubo che si muove, ma c'è un segnale digitale che arriva. Altre tecnologie innovative che abbiamo sui nostri sottomarini, quelli di ultima generazione, della classe Todaro, tipo U-212A, che nascono da una cooperazione con la Germania, è il sistema di generazione di energia elettrica che è indipendente dall'aria esterna, quindi il nostro sottomarino non ha necessità di tirar fuori lo snorkel per ricaricare le batterie attraverso il motore diesel, è un sistema che è ausiliario ma utilizza le celle combustibili, le fuel cell, che si basano sull'uso dell'idrogeno, quindi idrogeno e ossigeno che vanno in reazione per produrre corrente elettrica. Cosa vogliamo traguardare in futuro attraverso anche l'iniziativa del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea? Si vuole dare impulso allo sviluppo di sistemi autonomi, quindi sviluppo di droni subacquei, alla possibilità di integrare questi droni sia in termini di comunicazione sia di rilascio e recupero con i sottomarini, e all'utilizzo di software, di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, sia per l'automazione di questi sistemi, di questi veicoli autonomi, sia nei software di bordo dei sottomarini, nel processo di elaborazione dei segnali acquisiti tramite sensori che permettono di acquisire l'ambiente circostante per poter agevolare gli operatori di bordo nel capire, nel riconoscere cosa è attorno. Per dare un'idea di quanto è complesso un sottomarino, questa è una foto che avevo messo parlando di ricerca. Un contributo importante la Marina lo dà anche nel settore dell'archeologia, visto che è un tema che è stato toccato anche oggi ed è un ruolo importante, fondamentale, perché il patrimonio archeologico sott'acqua e anche i relitti di interesse storico sono fondamentali, perché caratterizzano un po' la nostra storia, la costituiscono la nostra identità. Nella foto in alto al centro è la corazzata Roma, che è affondata all'indomani dell'armistizio proprio a nord della Sardegna e su 1000 metri di profondità, e così come l'incrociatore leggero Giovanni delle Bande Nere a sinistra, che è nei pressi di Stromboli su un fondale oltre i 1000 metri. Tornando a quel discorso della complessità, questa è una foto molto suggestiva di Massimo Sestini, che è un fotografo che da anni collabora con la Marina e ha presentato proprio a Trieste. Abbiamo presentato sabato il nuovo calendario del 2024 che è dedicato al mondo subacqueo. È una foto presa dall'alto della centrale operativa di un sottomarino, di un nostro sottomarino, un 212. Vedete, ovviamente questa ovalizzazione è data dal grandangolo, ma vedete la quantità di schermi che ci sono, danno un'idea di quanti siano i sistemi di bordo e di quante siano le informazioni che gli operatori devono processare per poter gestire il sottomarino, sia da un punto di vista tecnico, quindi la condotta, la gestione di tutti gli impianti per la propulsione, per l'energia, gli impianti di sicurezza, sia per condurre la missione, che significa esplorare l'ambiente circostante e verificare quello che succede a tutela appunto dell'ambiente marino e degli interessi nazionali. Guarda, proprio mi soffermo sulla complessità di questa immagine,
e appunto torno a ripetere, magari per noi profani che non facciamo di mestiere quello di appunto operare, di lavorare sott'acqua e a tali profondità e per tempi prolungati, ovviamente quello che possiamo conoscere sono anche quelle storie, quelle esperienze che arrivano proprio nell'opinione pubblica, come purtroppo quello che è accaduto con il Titan. Lo cito perché mi sembra di cogliere anche da nostre conversazioni che abbiamo avuto modo di fare nel tempo la capacità italiana di salvataggio in caso di sommergibili sinistrati è veramente considerato un'eccellenza a livello internazionale. Mi spiegavi, mi raccontavi. Ecco, per chi non è addetto ai lavori, potresti spiegare effettivamente la complessità del lavorare sott'acqua di un sommergibile, quello che è successo al Titan e quello che in realtà, non nel caso del Titan, però in generale, diciamo, ecco, nel caso di un incidente, come le capacità italiane della Marina Militare Italiana possono intervenire. La complessità dell'ambiente subacqueo, della complessità ne abbiamo parlato, abbiamo accennato, no? Quanto sia, perché è caratterizzato da dei parametri fisici tipici ed è un ambiente non naturale per la vita dell'uomo, e questo richiede appunto l'uso di quei mezzi e di quelle tecnologie che siano idonee per poter accedere in questo ambiente e per esplorarlo, controllarlo e potervi operare. Ma una marina che ha dei sottomarini nella propria flotta inevitabilmente si pone il problema di cosa fare, come gestire un'eventuale emergenza, no? Si parla di sommergibile sinistrato, cioè allora, il personale, gli equipaggi di bordo vengono addestrati, noi lo facciamo presso la scuola sommergibili che è a Taranto, che è il nostro centro di eccellenza, e vengono formati, addestrati, preparati per una condotta del sottomarino volta non solo a portare avanti la missione, ma anche a prevenire l'insorgenza di problemi o a gestire problematiche tecniche che possono verificarsi, sino alla gestione delle emergenze. Nei casi più gravi, che sono quelli in cui il sottomarino non ha più le possibilità di poter risalire autonomamente perché ha un problema grave alla propulsione o ai sistemi delle casse zavorra o alla parte elettrica, insomma un problema che è tale da impedirne la risalita e quindi lo costringe a giacere sul fondo, si parla di sottomarino sinistrato. Ecco, questo inevitabilmente, diciamo, comporta la necessità di dover intervenire ed è qualcosa che non si può improvvisare, perché soccorrere un sottomarino a centinaia di metri comporta la disponibilità di mezzi, di tecnologie dedicate, di personale soccorritore formato, preparato e di un'organizzazione che possa gestire tutto questo. L'Italia, proprio in virtù di questa capacità, di questa organizzativa, di mezzi di cui dispone e del personale, degli specialisti che ha, costituisce un modello di riferimento nell'ambito delle marine della NATO, al punto che il massimo ente della NATO che è esperto in materia di ricerca e soccorso di sommergibili è l'ISMER, l'International Submarine Escape and Rescue Liaison Officer, è sempre stato guidato dalla sua istituzione da un ufficiale italiano. Peraltro è stato istituito a seguito dell'evento del Kursk, sottomarino russo che esplose nel 2000, se ben ricordo. Quali sono gli assetti che ha la nave? La Marina Italiana? In alto a destra vedete una nave, quella è nave Anteo, che è una nave che è stata realizzata appositamente per prestare soccorso a un sommergibile. Ha a bordo dei sistemi che permettono, con il supporto degli operatori i subacquei di Consubin, di poter portare delle manichette, cioè delle condotte che possono rigenerare l'aria interna, perché in caso di emergenza su un sottomarino il fattore, lo abbiamo vissuto con la vicenda del Titan più di recente, il determinante è il fattore tempo, perché l'aria di bordo a un certo punto si consuma, il sottomarino è in profondità e non ha modo di ricambiare quest'aria. Si pone il problema di localizzare il sottomarino, perché magari si conosce in linea generale l'area in cui si trovava, ma non il punto esatto, e anche con i sonar su un fondale irregolare è difficile farlo. È avvenuto anche queste difficoltà, le abbiamo viste nel caso sempre del Titan. Un
Un altro riconoscimento che la NATO ha dato all'Italia, no? Appunto per le capacità che esprime, è la gestione di un corso, cioè sempre a Taranto presso la scuola sommergibili si svolge il corso che forma gli ufficiali che coordinano le forze di soccorso, ed è un corso NATO a cui partecipano anche marine non NATO che hanno flotte di sommergibili. Quindi sono fondamentali sia i mezzi, e anche in questo l'Italia è un riferimento in termini di innovazione. Proprio quest'anno è iniziata la costruzione della nuova nave di soccorso sommergibili, l'Olterra, che andrà a sostituire nave Anteo, che ha già qualche decennio alle spalle, e di nuovi strumenti e sistemi di soccorso di ultima generazione che possono permettere di portare avanti operazioni di soccorso anche a quote maggiori. L'altro aspetto fondamentale è la formazione. Il nostro centro di eccellenza che forma i sommergibilisti è appunto la scuola sommergibili di Taranto, dove tutti i sommergibilisti che iniziano il loro percorso professionale, peraltro un percorso professionale che si avvia su base volontaria, uno chiede di poter fare questo, di potersi specializzare in questo ambito, prevede una fase di alcune settimane comuni a tutti, indipendentemente dal grado e dalla specifica professionalità poi di ognuno, ed è mirato proprio a una conoscenza approfondita del mezzo e soprattutto a addestrare il personale a gestire gli impianti e tutti quei sistemi per la sicurezza a bordo. Certo. Ecco, quello che mi stai raccontando adesso mi porta ad una domanda più personale, anche perché oltre alle persone presenti qui in sala ci sono molti che sono collegati in streaming, e tra questi sicuramente anche molti studenti, persone che magari faranno la scelta di fare proprio il tuo lavoro. In questo senso io vorrei capire: quando hai capito che volevi fare proprio questo percorso professionale? Che cosa ti ha portato, che cosa ti ha spinto a farlo, e cosa consiglieresti a chi ha questa aspirazione? Io ho iniziato il mio percorso in Marina 34 anni fa, al termine, dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, entrando in Accademia Navale a Livorno. L'Accademia Navale è uno degli istituti di formazione di base della Marina Militare, è quello che forma gli ufficiali di Marina. Gli altri due istituti di formazione di base sono le scuole sottufficiali di Taranto e di La Maddalena, quindi qui in Sardegna, da cui escono appunto i sottufficiali, i graduati, il personale volontario, che poi costituisce il grosso della risorsa umana in Marina. Sono le nostre università sostanzialmente. E al termine degli studi in accademia ho chiesto di fare il sommergibilista, che come dicevo prima è una scelta volontaria. Questo mi ha permesso poi di ricoprire diversi incarichi a bordo dei sottomarini, incarichi alternati con periodi di formazione e di addestramento presso la scuola sommergibili, a responsabilità crescente sino a quello di comandante di un sottomarino. Ho comandato tra il 2006 e il 2007 il Todoro, che è il primo dei sottomarini di nuova generazione di cui parlavo prima, di quelli che hanno appunto il sistema di propulsione a idrogeno. Poi come ufficiale di marina comunque ho avuto la possibilità di fare anche altre esperienze, ho comandato anche delle navi. L'ultimo comando navale è stato quello della portaerei Garibaldi tra il 2017 e il 2018, e dal 2021 ho l'onore di guidare appunto la componente sommergibili, un traguardo che quando ho iniziato il mio percorso sui sottomarini sembrava irraggiungibile e lontano, e invece la Marina ti dà gli strumenti, la preparazione, e ti fa seguire un percorso di carriera entusiasmante, avvincente, ma soprattutto che ti dà le conoscenze e le competenze per poi assumere incarichi anche di responsabilità, quali questo. Il motivo della scelta direi che è stata una scelta di cuore, nel senso che ho voluto fare e mettere al centro anche del mio lavoro una dimensione che mi ha sempre affascinato, che è quella del mare. Può sembrare una motivazione scontata, banale per uno che è in marina, ma io tutt'oggi vivo anche buona parte del mio tempo libero sul mare, perché sono appassionato di vela, ma per anni ho praticato immersioni subacquee, anzi le facevo ancora prima di entrare in marina. Ho detto una scelta di cuore perché poi a quel tempo, cioè nel fine anni 80, non c'era la possibilità di disporre di tutti quei dati che viaggiano sui cavi sottomarini di cui abbiamo parlato, quindi cosa fosse poi effettivamente la marina me lo raccontava qualche conoscente, oppure lo immaginavo attraverso immagini suggestive che abitavo vicino Taranto, a Grottaglie, quindi vedendo a Taranto le navi o i sottomarini che partivano per le missioni.
Cosa consiglierei invece a un giovane di oggi che può disporre di una quantità di dati e di informazione importante? Il giovane di oggi è un nativo digitale, quindi io suggerirei intanto di iniziare la navigazione tra le numerose piattaforme digitali e i social su cui sono disponibili una molteplicità di prodotti multimediali, iniziando appunto da quelle che sono le piattaforme istituzionali della Marina Militare. Questo permette a un giovane che vuole vivere la passione del mare anche con il lavoro di capire esattamente cos'è la Marina Militare, quali sono i ruoli fondamentali, i compiti fondamentali della Marina per il nostro Paese, cosa fa la Marina Militare, quali sono i mezzi, le capacità che ha e soprattutto quanto variegato può essere il percorso professionale all'interno della Marina e i possibili sviluppi di carriera. Cioè sostanzialmente un giovane oggi ha la possibilità di unire ad una scelta di cuore anche una consapevole di quello che effettivamente sono le opportunità che può trovare in Marina Militare. A quel punto di tuffarsi in questa avventura entusiasmante ed iniziare una navigazione, questa sì, vera, reale nel mare. Ecco, guarda, anche l'altra domanda che sto per porti è più, diciamo, personale e deriva dall'aver avuto la possibilità di visitare, proprio quando abbiamo presentato insieme con la Marina Militare per la prima volta il rapporto sulla dimensione subacquea all'Accademia Navale di Livorno. In quei giorni il sottomarino era il Todor. Era il Venuti. Ci avete dato la possibilità, anzi grazie ancora, lo ribadisco perché è stata veramente una bellissima esperienza con i colleghi e le colleghe della Fondazione. Abbiamo potuto visitare, entrare ed è stato un impatto forte, cioè proprio da un punto di vista emotivo, cioè immaginare in un ambiente, in uno spazio comunque ristretto, piccolo, pieno di tecnologia, in qualunque angolo ci si girasse comunque si vedevano cavi, strumentazioni, schermi, e tutto era importante, cioè qualunque luogo dove ci affacciavamo in questi spazi ristretti era veramente carico di responsabilità, cioè ci dava un senso veramente di responsabilità, no? di grande, bisogna avere grandi capacità, conoscenze, ma forse anche uno spirito e un carattere molto molto determinato e molto, come dire, anche molto solido per affrontare l'esperienza di stare per un tempo prolungato in un ambiente come questo. Sì, è esattamente quello che hai detto, richiede uno spirito di adattamento e una flessibilità. Direi che un punto di forza dei sommergibili, a bordo dei sommergibili, i sommergibilisti, è lo spirito di appartenenza, il senso di equipaggio, è un mantra della nostra organizzazione, cioè questo vale anche per le navi, ma sui sottomarini è ancora più forte, ancora più sentito perché, come dicevi, gli spazi sono ridotti e in uno spazio così piccolo, in un mezzo ad alto contenuto tecnologico, è ancora più percepibile il bisogno l'uno dell'altro, la necessità di sinergie e di sincronismo, e questo è il punto di forza perché l'equipaggio, la squadra non è una somma attraverso l'integrazione di diverse competenze e capacità, non è la semplice sommatoria di questi valori, ma svolge un effetto di moltiplicatore di capacità. Ecco, ora io veramente ti ringrazio, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro dialogo e ci tenevo a dire, con te abbiamo ripercorso praticamente temi quali la tecnologia, l'aspetto della ricerca scientifica, la sicurezza, la protezione delle infrastrutture sia in ambito energetico che in ambito delle telecomunicazioni che sono presenti nei fondali marini. Tutto questo ci porta a concludere, ed era un tema molto presente nel rapporto e forse anche proprio l'obiettivo poi del rapporto stesso, oltre al fatto di diffondere le conoscenze e consapevolezza sul dominio subacqueo, l'obiettivo di far comprendere quanto stia aumentando il traffico proprio nella dimensione subacquea e quindi la necessità anche di regolamentare. E dunque ecco, noi ci auspichiamo che anche la consapevolezza da parte dei decision maker porti un giorno magari anche alla realizzazione proprio di una autorità che possa poi controllare il traffico delle attività subacquee, visto che crescono gli interessi, quindi crescono anche i rischi nell'operare sott'acqua. Sì, questo perché
La tecnologia, lo abbiamo detto anche all'inizio della nostra conversazione, permette ad un maggior platea di attori statuali non di poter accedere nello spazio subacqueo, soprattutto con la tecnologia dello sviluppo di sistemi autonomi, di droni sottomarini. Oggi non esiste una regolamentazione, mentre per i sottomarini militari esiste delle procedure di controllo. Io come comandante dei sommergibili ho una centrale operativa che è poi integrata nella centrale operativa multidominio della Marina Militare. La nostra centrale si coordina con le centrali degli altri paesi della NATO e questo ha lo scopo di poter massimizzare sia l'attività operativa di sorveglianza, ma anche per evitare interferenze reciproche. Nel campo civile non c'è una regolamentazione, non c'è una regia unica, quindi oggigiorno se uno vuole mettere in acqua un drone anche per scopi puramente ludici, diciamo, o turistici, lo può fare, non è ben disciplinato. Da qui l'esigenza che è maturata, e se ne è parlato anche quando abbiamo presentato il rapporto, e l'ha citato anche stamattina Danila Prea, diciamo, ha toccato l'argomento, quello dell'autorità, della necessità di istituire un'autorità nazionale per il controllo del traffico subacqueo, cioè praticamente un'autorità a cui tutti gli attori che operano, o le istituzioni o i soggetti privati che operano sott'acqua, hanno necessità di lavorare sott'acqua, possano rivolgersi per richieste di autorizzazione, per gestire, e che possa gestire le eventuali interferenze tra attività vicine. Quindi l'obiettivo è attraverso questa regolamentazione garantire un accesso più sicuro negli spazi subacquei, ma anche avere una situazione chiara di quello che avviene. Questo permette di rilevare subito se ci sono delle potenziali anomalie. Qual è il modello di riferimento? L'ho citato prima, lo fa la Marina per i sottomarini, e la Marina può mettere anche a disposizione le proprie infrastrutture che ha di controllo di ciò che avviene sul mare. Allora, io innanzitutto ti ringrazio ancora perché veramente ci hai tra l'altro spiegato in maniera assolutamente chiara cose in realtà molto molto complesse, e tra l'altro voglio anche ricordare che è uno degli autori del rapporto che è stato pubblicato e presentato lo scorso marzo all'Accademia. Vito Lacerenza è uno degli autori del rapporto sulla dimensione subacquea, rapporto che potete trovare nella versione integrale digitale sul nostro sito civiltadelemacchine.it. Peraltro, piccola informazione appunto per i nostri amici sardi, c'è anche un articolo che si chiama la storia che corre sotto i mari, dove si spiega proprio, e lo troverete dentro appunto il sito civiltadelemacchine.it, dove si racconta appunto il ruolo che ha giocato anche proprio la Sardegna prima ancora che ci fosse l'unità nazionale. Già allora si costruivano le prime condotte per le reti dei telegrafi sotto i mari del Mediterraneo, e già allora questa regione giocava un ruolo. Allora, io nel ringraziare ancora Vito Lacerenza voglio solo ricordare due appuntamenti in particolare, che uno sarà più tardi questa sera alle 21:30, si parlerà di ingegno con l'attore Giancarlo Giannini, che è anche però un inventore, e sarà la nostra collega della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, Ginevra Leganza, a presentarlo, una ricercatrice della Fondazione. E domani un altro appuntamento alle 18:30 con il responsabile comunicazione della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, il dottor Carlo Fusi, che ci racconterà dell'Einstein Telescope. Quindi grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie, una buona serata a tutti.